Terzo evento della serata, il premio Panza Volta Ettore. Dotazione importante, 8.800 euro per questa corsa che vede 9 soggetti inizialmente dichiarati partenti, ma poi alla fine ne partiranno solo 8 per il ritiro appunto del numero 8, Giuliana Indal, che non farà parte appunto della contesa. 1660 metri da percorrere per queste femmine europee di 4 anni, vincitrici da 10.000 a 25.000 euro in carriera, quindi una buona categoria. Eleggiamo tutti i partenti dal numero 1, che è Jessica De Gleris, Carmine Piscuoglio, il 2 Gardegna V Salvatore Valentino, il 3 VP dell'Annunziata che porta Galatea di Circe, il 4 è Luxor Ferm con Andrea Farolfi, il 5 Giulia Robin con Giuseppe Pellonara, con Giovanni Pellonara, il numero 6 Girl on Fire Roby Font Roberto Vicchione. La seconda fila, 2 soli soggetti per il ritiro dell'8, che è il 7 Gardegna Brown Francesco Facci e il 9 Gogollona Marco Stefani. La macchina ha raccolto tutti i concorrenti che sono perfettamente allineati all'ingresso della retta d'arrivo. Accelerazione dell'autostart, chiusura delle ali e si parte. È una partenza vincente, ci prova ad andare davanti Girl on Fire, Roby Font, il 6 non l'aiuta, è parata nella sua azione da Luxor Ferm che gli si mette davanti mentre sbaglia Galatea di Circe, prova a difendere la corda Gardegna V che l'ha presa, ma davanti ci va comunque Luxor Ferm, prova a parcheggiare Girl on Fire, Roby Font, ma l'operazione non riesce. 14-3 per partire, quindi si è andato giù abbastanza forte e Luxor Ferm è comunque nella posizione ideale per gestire al meglio adesso il cronometro, e quindi si arriva ai 400 metri in 29 in un ovvio rallentamento, ma neanche tanto. 14-7 Luxor Ferm comanda, Gardegna V in seconda posizione, alla sua destra troviamo Girl on Fire Roby Font, terza posizione in corda per Jessica De Gleris, e poi rimangono da citare il 5 di Giulia Robin e Gogollona che è rimasta ultima, ma adesso si muove, anzi ci ripensa e torna in posizione. Andiamo verso gli 800 metri e si va da 1,14 un po' abbondante. Luxor Ferm arriva agli 800 in 59,3 dopo ancora un buon parziale in 14,7, quindi si va più o meno di quel passo lì, intorno al 15 a ogni 200 metri. E quindi Luxor Ferm tiene tutta la situazione sotto controllo, si arriva al chilometro 1,14,9, ha preso fiato l'allieva di Andrea Farolfi, che ora ovviamente si aspetta che qualche cosa comparirà alla sua destra. Onde evitare pericoli accelera, evita pericoli, accelera e 14,6 fa i 200 metri della retta delle scuderie. E ora è diventato un match, abbiamo davanti Luxor Ferm, alla sua destra abbiamo Girl on Fire Roby Font e arriva fortissimo Jessica De Gleris che si butta in terza ruota quando Girl on Fire Roby Font prova a scendere alla corda, e qua se la giocano in tre, quindi Luxor Ferm davanti a tutti, poi Girl on Fire Roby Font e Jessica De Gleris. Luxor Ferm prova a difendersi fino all'ultimo metro e così succede. Vince Luxor Ferm 1,13,7, 28,4 a chiudere, 2,02,4 per il rotolo completo della corsa, quindi vince Luxor Ferm con Andrea Farolfi in sulchi, una corsa che ha risolto molto al via per questa allieva di Andrea Sarzetto della scuderia del Paiolo, femmina da Nadal Shiba e Mikish Accelerator, che si aggiudica questa terza corsa del convegno.